Doppia ordinanza nel capoluogo friulano, in Borgo Stazione, stop alla vendita di alcolici, chiusura anticipata dei locali pubblici e dei mini market, il sindaco Fontanini tuona, basta con gli ubriaconi seriali. Le cave dismesse potrebbero diventare bacini per l'irrigazione a fronte dell'emergenza siccità. Il Consorzio Bonifica Friulana studia il piano di fattibilità, situazione grave nella falda tra Orzano e Premariacco. Scoperta dalla Guardia di Finanza una truffa ai danni della Regione Friuli Venezia Giulia, fatture gonfiate in cambio di contributi agevolati, coinvolta un'azienda agricola friulana, sequestri per quasi €500.000. È arrivata a Udine la fiaccola alpina per celebrare i 150 anni del Corpo degli Alpini, la partenza a Venzone dove ha sede la caserma Feruglio, stasera puntata speciale di screenshot. Primo giorno ufficiale di mercato per l'Udinese a pochi giorni dal raduno, ai saluti 4 giocatori svincolati mentre si attendono le partenze illustri, difesa ancora da disegnare. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Il comune di Udine dice basta al degrado in Borgo Stazione, stop alla vendita di alcol, chiusura anticipata dei locali. La polizia locale inoltre prolungherà anche alle ore serali il servizio di controllo. Ci sono più casi, persone che in pratica reiterano, sono dei cosiddetti ubriaconi seriali perché ogni giorno si ubriacano e quindi queste cose dobbiamo fermarle, il modo per fermarle è anche non permettere loro di avere a disposizione gli alcolici. Il comune di Udine dice basta al degrado, agli atti incivili, agli episodi di alcolismo in Borgo Stazione. Da oggi e fino al 30 luglio saranno in vigore 2 ordinanze. Stop alla vendita di bevande alcoliche fredde nei negozi e chiusura anticipata dei locali alle 23, tra domenica e giovedì alle 24, venerdì e sabato, mentre per i mini market le serrande si abbasseranno sempre alle 21. Abbiamo tentato in tutti i modi di far capire ai gestori di tanti locali, di tante attività, di tanti mini market che in Italia ci sono delle regole ben precise. Evidentemente la stragrande maggior parte di questi gestori non rispetta le regole. Il pugno di ferro è stato dotato alla luce dei numerosi interventi effettuati dalle forze dell'ordine nell'area. Nei primi 6 mesi dell'anno ben 295. Tra le misure antidegrado che verranno adottate anche l'allungamento dell'orario del presidio di polizia locale di Via Leopardi fino alle ore 20. Abbiamo già adottato provvedimenti, fatte segnalazioni alla questura, abbiamo sequestrato diversi quantitativi di droga. Adesso pensiamo di implementare questo servizio prevedendo una pattuglia anche in orario serale, perlomeno per i mesi estivi. L'ordinanza è stata consegnata a commercianti e ristoratori di Borgo Stazione dagli agenti della polizia locale. I gestori però, piuttosto che chiusure, chiedono maggiori controlli. Si potrebbe fare altri controlli, a mio avviso, invece di fare tante ordinanze, più pattuglie, più controlli con i cani antidroga. Chiedono maggiori controlli i commercianti di Via Roma e di Borgo Stazione che per 30 giorni dovranno limitare aperture e vendite di alcolici refrigerati. Gli agenti di polizia locale hanno notificato a locali mini market del quartiere la nuova ordinanza firmata dal sindaco Fontanini che ricalca quella già emanata lo scorso anno. Un'ordinanza mirata in particolare sul consumo di alcolici indiscriminato nelle ore notturne e che colpisce più le rivendite che i bar che molto spesso in quella zona chiudono prima delle 23 e che in generale non vendono alcol a chi non consuma nel locale. Noi abbiamo somministrazione di bevande alcoliche, non vendita diretta, per cui per me personalmente non cambia niente. L'ordinanza era già stata presentata ieri ai commercianti dei rappresentanti di quartiere ed aveva raccolto pareri positivi. Fatture false per incassare i contributi della Regione. 8 persone indagate, sequestri da quasi €500.000 ed un'azienda agricola finita nei guai. L'operazione è stata svolta dai finanzieri di San Donà su delega del Tribunale di Udine.
8 indagati in un'azienda agricola nei guai. È chiaro il quadro emerso al termine di un'articolata indagine condotta dalla Guardia di Finanza di San Donà di Piave. Le Fiamme Gialle hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal GIP del Tribunale di Udine nei confronti di 8 persone. I reati contestati vanno dal trasferimento fraudolento di valori alla truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche, da riciclaggio alla dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le indagini hanno consentito di appurare che proprio tramite l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di 2 società della provincia di Venezia, un'impresa agricola friulana avrebbe evaso imposte sui redditi e IVA per oltre 150.000 euro e percepito in debiti contributi comunitari per 200.000, liquidati dalla regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica. La Guardia di Finanza ha ricostruito i movimenti di denaro utilizzati per il saldo delle fatture per oltre 320.000 euro, relative ad operazioni ritenute inesistenti. Sono state così sequestrate risorse finanziarie e 5 immobili nella disponibilità dei responsabili, fino ad un importo complessivo di oltre 440.000 euro, corrispondente al profitto dei reati accertati e alla totale restituzione del contributo comunitario illecitamente percepito. I carabinieri di Tarvisio hanno trovato 34 migranti irregolari stipati in un furgone arrivato in Friuli da Passo Pramollo. Il passer è stato arrestato. 32 erano stipati nel vano carico del furgone, senza finestrini e ricambio d'aria. Altri 2 viaggiavano nella cabina accanto al conducente. Così sono stati trovati 34 migranti irregolari, tutti asiatici di varia nazionalità, dai carabinieri della compagnia di Tarvisio. Il mezzo, proveniente dall'Austria, è stato controllato dagli uomini dell'Arma nella serata di sabato scorso dopo Passo Pramollo. Alla guida c'era un iraniano di 22 anni residente in Germania, arrestato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravata dal fine di profitto, dal numero di migranti e dal trattamento inumano e degradante nei loro confronti. L'arresto è stato convalidato dal GIP di Udine Carlotta Silva, che ha disposto per il passeur, difeso dall'avvocato Ludovico Rinoldi, la misura della custodia cautelare nel carcere di Trieste. Ed ora la siccità. È arrivato il momento di ripensare gli invasi per pianificare le riserve d'acqua durante l'inverno. È quanto chiede il direttore regionale di Coldiretti, Cesare Magalini, rispetto alla crisi idrica che ha fatto abbassare le soglie anche del 50%. Magalini, continua a fare molto caldo, si comincia anche a ipotizzare da parte dei consorzi il razionamento dell'acqua. Quanto è preoccupato? Abbiamo molta attenzione, già diciamo un mese e mezzo che abbiamo molta attenzione sulla situazione della siccità, anche perché veniamo da un inverno scarno di precipitazione, siamo meno 50, meno 70% in fatto di piovosità, quindi insomma quando manca l'acqua invernale manca anche poi l'acqua nelle falde. Infatti uno dei problemi è anche l'abbassamento delle falde di 10-12 metri, perché adesso, a dire la verità, diciamo che tutte le colture, io parlo per esempio dei seminativi, anche il mais è in piena fioritura, quindi in allegagione è la massima richiesta d'acqua, ed anche i fruttiferi, le orticole, quindi insomma c'è molta attenzione e anche molta preoccupazione. Direttore, dando un dato sulle sofferenze? È peggio del 2003, perché abbiamo anticipato la carenza d'acqua, io dico di un mese. E Coldiretti cosa chiede? Il nostro Presidente nazionale Brandini ha anche colto l'occasione per mettere sul tavolo dei ministri e della politica anche un piano invasi. Occorre gestire in maniera intelligente e parsimoniosa l'acqua quando arriva d'inverno, va messa via e va poi gestita nel periodo di criticità, quando abbiamo la grande richiesta dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto. È possibile farlo e direi che è anche l'occasione buona. E a proposito di invasi, proprio oggi il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha stabilito di procedere con uno studio di fattibilità per l'individuazione di siti adatti alla realizzazione di bacini di accumulo artificiali. La situazione della siccità si aggrava di ora, in particolare nella zona tra Orzano e Premariacco. Si va verso la decisione di irrigare i campi una sola ora al giorno.
Le cave dismesse potrebbero fungere da nuovi bacini di accumulo dell'acqua. Il Consorzio di Bonifica Friulana non perde tempo e, a fronte dell'emergenza siccità, ha stabilito nella giornata di oggi di procedere con uno studio di fattibilità per l'individuazione di siti adatti all'approvvigionamento irriguo nel Medio e Alto Friuli. Ad annunciarlo la presidente del Consorzio, Rosanna Clocchiatti, la quale ribadisce il forte impegno dell'ente ad attuare modifiche strutturali che evitino, per quanto possibile, il ripetersi di stagioni con forti difficoltà di approvvigionamento idrico come quella che ci troviamo ad affrontare. Per dare avvio alla realizzazione di almeno parte di questi invasi, il Consorzio si impegnerà a ricercare adeguati finanziamenti statali o regionali. Nel frattempo, in attesa di altre piogge, la situazione nelle campagne della pianura friulana si aggrava soprattutto per quanto riguarda l'abbassamento delle falde. In particolare viene costantemente monitorata la situazione nella zona tra Orzano e Premariacco, dove il Consorzio lunedì, dopo un incontro con i tecnici, annuncerà probabilmente ulteriori misure di razionamento degli impianti. Già nelle settimane scorse era stato deciso di ridurre l'irrigazione dalle 4 alle 2 ore. Da lunedì sarà possibile irrigare solo un'ora al giorno. Per quanto riguarda il Pordenonese, il Cellina ha beneficiato maggiormente delle piogge, mentre il Meduna continua a essere in forte sofferenza. Meglio va nella zona di Maniago e Sacile, lo Spilimberghese più in difficoltà. La situazione resta critica sul fronte della siccità nel Pordenonese. La recente nottata di pioggia ha solo in parte lenito le sofferenze. Il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna sta valutando con attenzione le ricadute delle precipitazioni, attendendo che si stabilizzino le portate dei due principali corsi d'acqua della zona, ingrossati temporaneamente dalla perturbazione che da martedì notte ha interessato la destra tagliamento. Nelle prossime ore, fanno sapere dal Consorzio, sarà possibile stimare l'esatto apporto dell'ondata di maltempo, in particolare di quanti metri cubi utili siano stati intercettati nel lago di Redona a tramonti. Quel che è certo è che è piovuto di più sul Cellina, mentre il Meduna, per il quale da mesi si registra un deficit marcato di accumuli, resta in difficoltà. In un quadro meteo così eccezionale, spiega il presidente del Consorzio, Walter Colussi, ogni goccia è vitale. Per questo restiamo cauti e invitiamo tutti a tenere alta la guardia. La lotta agli sprechi rappresenta purtroppo un argomento di estrema attualità. E se in montagna le precipitazioni non si sono rivelate uniformi, lo stesso deve dirsi per la pianura. Anche qui la fascia ovest è stata beneficiata da maggiori quantitativi, andando a coprire l'area che dall'Alto Maniaghese scende fino a Sacile. Meno fortunato invece il lato orientale del territorio, con lo Spilimberghese, che risulta essere stato solo lambito dalle intense precipitazioni recenti e che quindi presenta le maggiori criticità. Per di più, in vista, almeno per i prossimi giorni, non ci sono altre precipitazioni di rilievo. Acqua e agricoltura sono stati tra i temi al centro degli incontri istituzionali con l'ambasciatore di Israele in Italia. In questi giorni a Trieste è stata proposta la realizzazione di un impianto di desalinizzazione per superare la crisi idrica. Italia e Israele, due paesi che camminano fianco a fianco e che vogliono condividere esperienze e professionalità. L'ambasciatore israeliano in Italia, Dror Eidar, è in questi giorni a Trieste, dove ha avuto una serie di incontri con le autorità locali. Il focus è stato sull'acqua e sull'agricoltura e proprio il modello adottato nel paese desertico potrebbe essere esportato nel bel paese, visto che Israele usa il 90% di acqua desalinizzata e ha proposto la costruzione di un impianto simile anche in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo l'esperienza per condividerla con l'Italia e specialmente con questa regione. Siamo disponibili. C'è anche un importante focus sul mondo dell'agricoltura, ma la collaborazione vuole essere estesa a tutti gli ambiti. Sia per quanto riguarda lo sviluppo reciproco di tecnologie e di opportunità di crescita per i rispettivi territori, sia ovviamente con una relazione importante con le municipalità israeliane che permetteranno di accrescere le possibilità di lavoro congiunto e devo dire anche di relazioni che riteniamo strategiche con lo Stato di Israele. Vi aspettiamo. Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state riscontrate 1.558 nuove positività al Covid. I contagi sono emersi attraverso 6.859 test e tamponi. I ricoveri in terapia intensiva salgono a 8, una persona in più rispetto a ieri, mentre i pazienti accolti in altri reparti sono 157, uno in più rispetto a ieri.
La situazione pandemica attuale non è da paragonare con le precedenti, non confondiamo malati con contagiati. È un messaggio rassicurante, quello che arriva dal direttore del reparto infettivi dell'ospedale di Udine, Carlo Tascini. Reparto attualmente ci sono 11 positivi al Covid, ma nessuno con polmonite, fa sapere Tascini, frutto questo della campagna vaccinale, anche se effettivamente conferma il virus è molto contagioso. Negli ultimi mesi le persone positive al Covid ricoverate e nelle quali è stata riscontrata una polmonite si contano sulle dita di una mano. Carlo Tascini, direttore del Dipartimento Malattie Infettive, approccia i dati inerenti alla ripresa decisa dei contagi in maniera piuttosto tranquilla, perché il Covid non è quello di 2 anni fa, perché si conosce, perché ci sono i vaccini e perché le cure domiciliari sono divenute alla portata. Fortunatamente noi abbiamo adesso molti pazienti vaccinati che quindi non fanno polmoniti gravi e in più sui pazienti fragili e anziani abbiamo la possibilità di fare terapie, che sono terapie con monoclonali o terapie antivirali, che al momento sono appannaggio di coloro che hanno più di 65 anni o dei fattori di rischio per sviluppare una malattia grave. Quanti pazienti sono ricoverati in questo momento? Ma nel nostro reparto fino alla settimana scorsa erano 19, adesso sono 11, ma bisogna dire che sono positivi, che sono ricoverati per altri motivi. Di polmoniti da Covid classiche negli ultimi mesi ne abbiamo viste pochissime. C'è una netta differenza tra i positivi e i malati gravi. Un tempo si diceva arriva l'estate e la pandemia precipita, in questo caso però è cambiato. Ma è cambiato perché il virus è molto più contagioso. E quindi rispetto anche a quello degli anni scorsi, quindi il virus è mutato, alcune varianti replicano di più ad esempio nella saliva rispetto al naso, quindi Il prossimo 5 luglio arriverà il primo via libera per la concessione alla Newco Autostrade Alto Adriatico, l'ha fatto sapere l'assessore Barbara Zilli con la Giunta che ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo. Sì, oggi la Giunta ha approvato tutti i documenti necessari a compiere l'ultimo tratto utile per la prima concessione autostradale interamente pubblica, un traguardo che vogliamo tagliare con grande determinazione, necessario per poter dare seguito e quindi mettere a terra questa grande collaborazione che c'è stata tra il Ministero delle Infrastrutture e delle Finanze, Regione Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia. E quindi con soddisfazione che oggi abbiamo approvato questi documenti preliminari utili all'approvazione successiva in assemblea della società Alto Adriatico prevista per il 5 luglio e agli atti successivi che appunto approverà il Presidente Fedriga. Dopo 2 giorni di assemblee, i lavoratori dell'azienda Faber Industrie di Cividale, che produce bombole per gas compressi, hanno approvato ieri con il 91,5% dei consensi l'ipotesi di accordo integrativo nata dall'ultimo incontro tra la direzione aziendale e la delegazione sindacale di FIM-CISL, FIOM-CGL e RSU aziendali. Un passo per ricomporre la frattura avvenuta al tavolo delle trattative tra sindacati e azienda sulla retribuzione che il mese scorso aveva provocato mobilitazione generale e 2 giornate di sciopero. Lo si è appreso da una nota sindacale congiunta dei segretari provinciali di FIM-CISL Pasquale Stasio e di FIOM-CGL Maurizio Marcon. Assemblea annuale a Trieste per Legacoop che chiude con un bilancio in positivo in un contesto complicato dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina. Un quadro sostanzialmente positivo in un contesto però condizionato da 2 anni di pandemia, una guerra alle porte e le conseguenti ricadute economiche. Livio Nanino, presidente di Legacoop, ha tracciato il bilancio della realtà che conta su circa 220.000 soci nelle 200 cooperative associate, di cui 6 ultracentenari e 21 con oltre 50 anni di vita e un valore della produzione di circa 1,5 miliardi. Le nuove sfide saranno però legate all'innovazione. Il Covid ci ha insegnato che bisogna cambiare, bisogna essere molto più veloci e più rapidi a reagire alle situazioni che cambiano. La digitalizzazione ovviamente è un mezzo per inseguire tutto quello che sta cambiando e tutto quello che sono le necessità per il futuro, a partire dalla sostenibilità a tutto tondo, ambientale, economica, che tutte le imprese devono inseguire e devono perseguire nei prossimi anni. Tra queste ovviamente c'è anche la cooperazione, stiamo portando avanti dei progetti molto interessanti,
per innovare l'organizzazione, l'associazione e ovviamente poi trasmettere anche alle imprese, coinvolgere anche le imprese associate. Sul tema dei diritti non si fanno passi indietro. Cristiano Sciauli, segretario regionale del Partito Democratico, difende le scelte del centro-sinistra sullo Ius Scholae e conferma che non ci saranno passi indietro. Il peggio sembra ormai passato, ma da qua alla campagna elettorale le crisi saranno ancora tante. Complice la mediazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la crisi tra Mario Draghi e Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle, sembra rientrata almeno fino al faccia a faccia di lunedì. Resta però lo scontro interno al governo tra Lega e Partito Democratico sullo Ius Scholae, tema sul quale il Presidente Massimiliano Fedriga è stato categorico. Questo è un governo tecnico e non politico. No, io credo che alcune scelte sui diritti, in particolare quello sullo Ius Scholae, sia fondamentale e sia sostanzialmente una prerogativa in questo momento di diritto di giovani che hanno studiato nel nostro paese e che in qualche maniera hanno tutto il diritto di essere cittadini italiani. La cosa che condivido nel Presidente Fedriga è che non si può mettere in crisi il governo per motivazioni come queste, ma questo deve dirlo il suo segretario Salvini e deve dirlo a Giorgia Meloni. Io penso che sì, il governo debba andare avanti sulle priorità del paese, ma nello stesso tempo su delle cose che la stragrande maggioranza dei cittadini italiani sono condivise e assodate, penso che si debba e si possa andare avanti. Non vanno in vacanza i truffatori e se la prendono in particolare con gli anziani. Anziani nel mirino di giovani ed avvenenti donne. Nel giro di qualche ora 2 uomini sono stati derubati, mentre ad Aprila Marittima ad un 80enne tedesco è stato sfilato dal polso un orologio del valore di 10.000 euro, a Udine in via Vittorio Veneto ad un 87enne con la tecnica dell'abbraccio sono stati sottratti il portafoglio contenente 5.000 euro e la collana d'oro. Ad Aprilia l'80enne turista si è fatto avvicinare da una donna che con la scusa di chiedergli qualche informazione stradale lo ha distratto sfilandogli dal posto il costoso orologio. Denuncia è stata sporta ai carabinieri di Latisana. A Udine invece in pieno centro un 87enne è stato raggirato e quindi derubato da una donna che diceva di essere una sua vecchia amica. Si è fatto mettere le mani al collo e in quel momento quella che di fatto era una ladra gli ha prima sfilato la collana d'oro e come se non bastasse gli ha sottratto il portafoglio dalla tasca posteriore dei pantaloni. All'interno c'erano 5.000 euro che l'anziano aveva da poco ritirato in banca. Denuncia in questo caso è stata sporta ai carabinieri di Udine. E i carabinieri della stazione di Pulcenigo hanno arrestato il presunto autore di diversi furti in abitazioni avvenuti negli ultimi mesi nel comune della Pedemontana Pordenonese. Si tratta di un 42enne del posto che, come disposto dal GIP Monica Biasutti, si trova ora agli arresti domiciliari. I primi episodi risalgono ad aprile. L'uomo, nonostante l'obbligo di dimora, il mese scorso ha visitato un'abitazione. Dopo aver danneggiato il frigorifero ha rubato generi alimentari. Da qui l'inasprimento della misura cautelare, sostituendo l'obbligo di dimora con gli arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico. Infortunio sul lavoro questo pomeriggio a Sacile. Un artigiano di 54 anni è caduto da un'altezza di 1,5 metri mentre era intento ad eseguire alcuni lavori in una casa in costruzione. L'uomo ha battuto la testa al suolo. Dopo i primi attimi di apprensione la situazione è apparsa meno grave del previsto. L'artigiano è stato portato con l'ambulanza in ospedale. Rilievi e accertamenti dei carabinieri di Sacile e del personale dello Spisal. È stata invece portata in ospedale a Udine in elicottero la donna di nazionalità austriaca che oggi attorno all'1 è caduta in bicicletta lungo la statale 54 a Cave del Predil, comune di Tarvisio. Per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri di Tarvisio è finita a terra e ha riportato varie fratture e contusioni. Il 118 ha deciso di trasferirla in elicottero al Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sarebbero serie. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via Partidor a Udine davanti alla pasticceria Beltrame. Per cause al vaglio dei carabinieri del radiomobile a scontrarsi sono stati uno scooter in sella al quale c'era un 67enne di Udine, un'auto condotta da una 75enne residente in città. Ad avere la peggio il conducente dello scooter che ha rimediato la frattura di un piede. Ente Friuli nel mondo e Confartigianato rilanciano Foramba, progetto che intende promuovere i prodotti artigianali di qualità attraverso la rete dei Fogolars Furlan.
Seconda edizione del progetto Foramba, un progetto che viene realizzato in collaborazione tra l'Ente Friuli nel Mondo e Confartigianato. Abbiamo ideato questo progetto Foramba, formazione ambasciatori dei prodotti artigianali, delle eccellenze, come obiettivo valorizzare e promuovere le eccellenze della nostra produzione artigianale e regionale. Lo scorso anno avevamo 18 ragazzi da 5 nazionalità. Quest'anno abbiamo portato in Italia 5 argentini più una ragazza che arriva dal Nevada, da Los Angeles, per mettere in concreto quello che hanno imparato. Quello che queste persone che vengono qui, che vedono, che capiscono quanto può essere bello avere un'officina artigiana, un laboratorio artigiano, e chissà che un giorno loro non decidono di fare il percorso inverso rispetto ai loro nonni, cioè un ritorno anche da qui, perché anche qui il mondo artigiano ha bisogno di queste presenze giovanili, di queste presenze di queste persone qualificate. È arrivata questo pomeriggio a Udine la fiaccola alpina, simbolo centrale dei festeggiamenti per i 150 anni del Corpo delle Penne Nere. La fiaccola, partita il 6 giugno da Ventimiglia, ha attraversato tutto il nord Italia. Questa mattina è partita da Venzone, arrivando appunto nel tardo pomeriggio a Udine. Domani ripartirà verso Trieste, dove si concluderà il suo viaggio. L'anno prossimo, a maggio, Udine ospiterà anche l'adunata degli alpini, di cui queste celebrazioni sono un assaggio. Per quanto riguarda Udine, la fiaccola è stata portata da David Colussi, comandante dell'8° Reggimento Alpini. Lo abbiamo intervistato al suo arrivo nel capoluogo friulano. Allora, facciamola vedere finalmente questa fiaccola che ha fatto il giro un po' di tutta Italia, no? Che è accesa, come è acceso il valore degli alpini. Assolutamente, con tanto sentimento e intensità, la fiaccola della memoria e della tradizione alpina. L'abbiamo testimoniata con energia e con sentimento in tutti i nostri comuni. Oggi abbiamo fatto una 60ina di chilometri in tutto. Faticoso. È appagante perché abbiamo riscontrato la vicinanza di tutta la popolazione, delle amministrazioni e visto la sinergia delle nostre istituzioni e dell'associazionismo. È un'iniziativa condotta dalle truppe alpine dell'esercito con l'Associazione Nazionale Alpine. Di paese in paese abbiamo trovato una grossissima accoglienza. I momenti più emozionanti sono tutti quelli vissuti nei nostri memoriali, nei nostri monumenti, dove abbiamo ricordato i nostri caduti, tutti i caduti di tutte le guerre. Senta, cosa vuol dire portare questa fiaccola comunque per lei? Cioè, cosa sente? È un assoluto privilegio e un onore poterla portare in questa terra dove che è il cuore della Brigata Alpina Iulia e delle truppe alpine. Senta, questo è un preambolo di quello che avverrà il prossimo anno, no? Orgoglioso anche per il prossimo anno, qua ci sarà la donata di Udine, che poi sarà una festa di tutto il Friuli alla fine, no? Perché sarà un po' itinerante. Assolutamente, sarà un ritorno a Udine e tutta, direi, la regione non solo si sta preparando all'evento. Prima di arrivare a Udine, la fiaccola alpina è passata per Tavagnacco e ha fatto tappa nella sede della Fondazione Progetto Autismo. Una cinquantina di metri corsi insieme tra alpini e i ragazzi di Progetto Autismo, davanti ai labari, alle medaglie e ai tricolori. La fiaccola alpina ha voluto nel suo viaggio lungo le Alpi salutare anche la sede di Tavagnacco di Progetto Autismo FVG, struttura che accoglie una 90 di bambini e ragazzi autistici. Emozionati sia i ragazzi che le penne nere, che nel giardino retrostante l'edificio hanno trovato ospitalità e ristoro, dato che Enrico Baisero, direttore della fondazione e marito di Elena Bulfone, presidente, è ufficiale dell'8° Reggimento Alpini. Dopo una merenda con i ragazzi della Home Special Home, la staffetta è ripartita verso Udine, salutata da tanti tricolori. E proprio la fiaccola alpina sarà al centro della puntata di screenshot di questa sera a partire dalle 19:45. Si parlerà della staffetta partita da Ventimiglia, ma anche delle celebrazioni per i 150 anni del Corpo degli Alpini. Interviste, commenti e poi le immagini di questi ultimi giorni della fiaccola alpina. Restiamo in tema, ma ci spostiamo a Cercivento.
storica presenza oggi del picchetto armato a Cercivento, appunto per ricordare e onorare i fusilati. Seconda giornata regionale per la commemorazione dei fucilati per l'esempio qui a Cercivento. In questa giornata è stato un fatto eccezionale la novità e la presenza del picchetto armato che ha fatto sì che a rendere in qualche modo giustizia e verità a questi 4 alpini uccisi, oltre le istituzioni, oltre la comunità di Cercivento, oltre le famiglie, ci fossero anche i loro fratelli in armi. Era la prima volta ed è stato un momento di alta commozione, di alta partecipazione anche delle forze armate a questa giornata. È un fatto importante perché questi 4 ragazzi fucilati solamente perché avevano deciso di non accettare l'invito ad andare a morire gratis, nel senso che sarebbero arrampicati su delle rocce assolutamente inutili, oggi le restituiamo l'onore. Come alpino sono orgoglioso di portare questo cappello oggi qui davanti a questo cippo e con orgoglio rivendico anche il fatto che oggi qui c'è stato un picchetto armato degli alpini della caserma Remanzacco della Brigata Alpina Iulia di Udine per rendere onore a questi 4 ragazzi. Io mi auguro che questa giornata possa essere rappresentata negli anni futuri anche negli altri 3 comuni dove gli alpini questi 4 alpini erano nati e vissuti, Paluzza piuttosto che Foni di Sopra, piuttosto che il comune di Maniari. Questi nostri cari alpini che hanno sofferto una fine diciamo così drammatica, che ora finalmente riusciamo a restituire l'onore attraverso una legge regionale, ma soprattutto la testimonianza delle comunità. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo tra pochissimo l'appuntamento con il notiziario sportivo, al centro il mercato con il primo giorno ufficiale, vedremo che cosa accade in casa udinese, subito dopo le previsioni del tempo a cura del nostro Antonino Renda. Vi ricordo poi l'appuntamento con la bellezza che ritorna questa sera a partire dalle 21 con Miss Telefriuli, l'assegnazione della fascia valida per il concorso di Miss Italia. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata in compagnia di Telefriuli. Arrivederci.